Dopo di quest faz, quando la rabbia del re si fece dinade, lui si riguardò di vasti, di ciò che aveva fatto e di ciò che all'iere sta deciduto a suo riguardo. Allora che caierin al servizio del re a diserin, che si cirin fur per re fantatis verginis e bielis, il re calmandi commissaris per tutis lis provincis del suo ream, che men in ogni e tutis lis fantatis verginis e bielis dal palazzo di Suse, te chiase des feminis, sotto voi diegai, chiastrad dal re e guardeam des feminis, che urdarà duce che urcovente per monturasi. La fantate che plasarà al re e diventerà regine in pendi vasti. La roba i plasè al re e si fasè così. Si che dunque, te città di Suse, all'era un giudeo di non Mardocheo, fi di Air, fi di Simei, fi di un de tribù di Beniamin. Menat vie prigionieri di Gerusalemme insieme con che iuveve Menaz in esili Nabucodonosor, re di Babilonia, con Iaconie, re di Giude. Alveve tirade su ad asse, ven astai Ester, figlia di un sobarbe, che iere guarfine di pari e di mari. La fantate e iere biele e ben fatte, alla muar dal pari e de mari, Mardocheo le veve chiolte per fie. Quando si vignia a savè l'ordine del re e il so befel, e un biel trop di fantatis a forindadis d'ognie te città di Suse, tignudis di voli di Egai, anche Ester e focia pade e menade tal palaz, tignude di voli di Egai guardeam des feminis. La fantate i plasea Egai e a sal ingrazià. Lui si premurà di prontai, duce calcoventave per monture e per bocchiade. Ide si et servis si el giudis tal palaz, e ide aie e alisso servis l'appartament plui biel de chiase des feminis. Ester noveve modi nuie, ni del so popul, ni de so famee, perché che Mardocheo i veve inibit di fant per aule. Ogni dì Mardocheo als passeggiave denam dal curtil de chiase des feminis, per sancirasi se Ester stave ben e c'è caliere die. Quando arrivava la volte per une fantate di là dal re Assuero, dopo i 12 mesi che la legge e provvedeva per feminis per prepararsi, perché dominche volte al finiva il team della loro preparazione, va di 6 mesi per sprofumarsi con vueli e con mire, e 6 mesi con bonodors e con altris sbellezze dopras des feminis, la fantate è leve dal re e poteva portarsi da ur de chiase des feminis al palazzo tutto ciò che domandava. E leve, sorresere, in tal a binore e stralozave te seconde chiase des feminis, sotto i voi di Sasgaz, chiastrad dal re, e guardean des concubinis. Poi dopo non tornava più dal re, a pat che il re non le bramas e che ie non fosse clamate per non. Quando arrivò per Ester, figlia di Abicail, barbe di Mardocheo, che le aveva chiolte per figlie di anime, la volte di là dal re, ie non domandà che c'è che i consea Egai, chiastrad dal re, e guardean des feminis. Ester e entrave te gratis di che le viodevin. Si che dunque Ester e fu accompagnata dal re Assuero tal palazzo in tal 10 mese. Ven a stai il mese di Tebet, tal 7° anno del suo ream. Il re i vole ben a Ester plui che no a tutti che satris feminis, e ie chiatabuine grazie e bon accet denan dai siei voi, plui che no tutti che satris fantatis. I mette sul chiaf la corona reale e le nomenà regine in pendi vasti. Da spo si fasè un gran gustà per tutti i princips e i fameis, cal foi il gustà di Ester. Urdè un edì di polse alis provincis, e al fasè regai con tune larghezze degne di un re.
La seconda volta che si dava in dongie gli sfantatis, Mardocheo aveva stanzie dongie de parte dal re. Ester, secondo l'ordine che aveva dato Mardocheo, non aveva fatte per aule, né del suo famè, né del suo popolo, perché e faceva ciò che diceva Mardocheo, come quando era pupil di lui. In che dis, quando Mardocheo aveva stanzie dongie de parte dal re, Bigtan e Teres, due chiastrati dal re e dal trop dei guardiani del palazzo, sticciati quintri del re Assuero, a cirire di metti gli smans sulla persona del re. Mardocheo alvinia savè la robe e alvisà la regina Ester, e Ester i fevelà in merito al re a non di Mardocheo. L'azza font e scuviarzuto il fatto, i due chiastrati a fuori impicchiati tordi un pal. E il caso al fu segnato al libri des cronachis, presenza del re.